Benito Mussolini non sarà più cittadino onorario di Battaglia Terme. L'onorificenza invece sarà conferita proprio oggi a Liliana Segre, la senatrice a vita superstite della Shoah. L'amministrazione comunale della località termale del Padovano, guidata dal Partito Democratico, ha scelto la giornata della memoria per revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, che era stata conferita quasi 100 anni fa, il 18 maggio del 1924. Oggi è giovedì 27 gennaio 2022, questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno riguarda appunto il Consiglio Comunale che oggi si celebrerà a Battaglia Terme e vede all'ordine del giorno queste due importanti e simboliche delibere. Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale, si legge in una nota dell'amministrazione comunale riportata dal Mattino di Padova, una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno per commemorare le vittime della Shoah, perché proprio in quel giorno del 1945, il 27 gennaio, le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Con la revoca della cittadinanza a Benito Mussolini, scrive sempre l'amministrazione, non si ha la pretesa di riscrivere la storia, ma si intende proclamare con fermezza e senza ambiguità che Battaglia Terme è una comunità profondamente democratica che si rispecchia nei valori della Costituzione ed è convintamente per una condanna del regime fascista. Il punto successivo all'ordine del giorno invece conferirà proprio la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre. Protestano le minoranze, ma il sindaco tira dritto e dice il duce è indegno e immeritevole. Mentre si moltiplicano, e sono tantissime, le iniziative che in tutto il nord-est si svolgeranno oggi appunto per la giornata dedicata al ricordo e alla memoria della Shoah. Noi voltiamo pagina e vi parlo adesso dello sciopero a oltranza annunciato dai medici di famiglia. Qualcosa avevamo già sentito, avevamo già letto nei giorni scorsi, ma oggi c'è l'annuncio ufficiale: stop all'attività informatica per 3 giorni a settimana a partire dal 16 febbraio. Queste le modalità individuate dal sindacato dei medici di famiglia, che ieri mattina ha organizzato una conferenza stampa. Parliamo dello SNAMI e dello SMI, due sigle che contano 1200 iscritti in totale su circa 2900 dottori di base in Veneto. Il lavoro è tanto, noi siamo pochi, dicono i medici di base, e parlano di una gestione fallimentare della sanità. Le accuse sono pesanti, non puntano il dito contro i singoli, non fanno nomi e cognomi appunto i sindacalisti, ma è chiaro di chi stanno parlando quando accusano chi ha gestito la sanità del Veneto negli ultimi 10 anni, puntando a un suo depauperamento, dicono appunto i medici di base, e sottolineano come chi ha governato la sanità regionale si sia persino vantato che la nostra fosse la regione italiana con il più basso numero di posti letto ospedalieri. Insomma, le questioni sul tavolo sono tante, non ultima la richiesta di un sostegno psicologico da parte dei medici di base, che dicono di non dormire più e di essere schiacciati dal terrore di sbagliare. Gli ultimi 2 anni di pandemia sono stati uno stress pazzesco. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, la scelta della regione di alzare a 1800 il tetto di pazienti per ciascun medico. Erano 1500 prima della delibera della giunta regionale guidata dal presidente Luca Zaia. Insomma, è guerra. Le modalità ovviamente dello sciopero sono state scelte in modo da arrecare il minor danno possibile ai cittadini. Invece i veri problemi saranno per i CUP, che appunto non riceveranno più le ricette online, le terapie, la diagnostica. I medici di base non scaricheranno più i fascicoli sanitari elettronici dei pazienti. Insomma, vedremo dal 16 febbraio come
si svilupperà questa protesta e soprattutto se i medici di base riusciranno ad ottenere qualche risposta da parte dalla regione e da chi soprattutto la governa. Parliamo ancora di sanità, o meglio della pandemia Covid, che continua ad occupare larga parte delle pagine dei quotidiani locali e non solo. Oggi il tema fondamentale è quello della scuola, tra DAD e quarantena, a casa soltanto i malati, o meglio i sintomatici. Questa era la proposta delle regioni, tra l'altro una proposta fortemente sponsorizzata, sostenuta proprio dal presidente della giunta regionale del Veneto, una proposta che si è scontrata contro un muro. Il Corriere del Veneto lo scrive in modo chiaro: coro di no a Zaia e alle regioni, sia da parte del Ministero ma anche da parte dei medici. I tecnici del Ministero della Salute dicono mai e poi mai, o comunque sicuramente non ora, non con i contagi che corrono al quadruplo del ritmo della prima ondata Covid. E allo stesso modo viene considerata irricevibile la seconda delle 7 proposte avanzate dai presidenti di regione, cioè quella relativa alla sospensione del contact tracing da riservare ai sintomatici. Una proposta che in qualche modo sembra un modo di giustificarsi o comunque di non assumersi la responsabilità pienamente di quello che è un vero e proprio fallimento del tracciamento, che in molte zone del paese è completamente saltato per alcune settimane. Perplessità quindi da parte degli esperti, dei medici, rispetto alla proposta di ammettere a scuola gli studenti positivi al Covid ma senza sintomi. La decisione comunque spetterà alla politica, ma intanto appunto i tecnici del Ministero della Salute hanno bocciato la richiesta e la proposta, contrari appunto medici, soprattutto i pediatri, vista l'impennata dei contagi. Rispetto alla prima ondata pandemica nei bambini sono 3 volte di più. Meglio aspettare il calo, dicono i pediatri. Vediamo nel frattempo però l'unica voce a sostegno della proposta delle regioni di ammettere gli alunni positivi asintomatici in aula è la voce di Carmela Palumbo, direttrice dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, che si dice appunto d'accordo con questa proposta. Nel frattempo, finalmente, dopo le ripetute richieste da parte dei sindacati della scuola, si conoscono i dati, o comunque almeno vengono pubblicati oggi sia sulla Nuova Venezia ma anche sul Gazzettino, i dati relativi alla situazione aggiornata dei contagi nelle scuole del Veneto, e quindi il numero delle classi, e si sa quante sono le classi in quarantena e anche gli studenti in quarantena. Quasi 1 studente su 2 risulta attualmente in quarantena, il 40% in Veneto, e vediamo sia sul Gazzettino che sui quotidiani del gruppo GEDI una tabella. La fonte è la Direzione Prevenzione Regione del Veneto. La stima è relativa al periodo tra l'11 e il 25 gennaio 2022. A gennaio 1 studente su 7 è rimasto a casa. Adesso 1 classe su 2 è alle prese con il virus, e c'è il dettaglio ULS per ULS e poi i dati a livello regionale. Adesso attenzione, perché la prossima notizia non riguarda il Covid ma riguarda un'altra grande emergenza per il nostro territorio. Ne parla un report prodotto dalla 4ª commissione del Consiglio regionale del Veneto, che lancia un allarme. È l'allarme relativo ai crimini ambientali che nella nostra regione destano e devono destare particolare preoccupazione, dice la 4ª commissione. Manca il personale in grado di vigilare. Insomma, il nodo riguarda proprio la vigilanza, e la regione non ha garanzie sull'arrivo di ristori per gli eventuali danni. Il nostro territorio diventa area di stoccaggio di rifiuti diretti all'estero, e come sappiamo, l'abbiamo visto
molte volte sulle pagine dei quotidiani locali le foto dei capannoni vuoti, abbandonati, che diventano appunto luoghi di stoccaggio di rifiuti illeciti e spesso tossici, che poi devono essere bonificati e sanificati spesso a spese pubbliche. Insomma, paga pantalone. E come leggiamo sulla Nuova Venezia, ad oggi le regioni e gli enti locali non hanno garanzia di essere ristorati dai danni sull'ambiente eventualmente causati da discariche e impianti. Insomma, sono preoccupanti i risultati di questo resoconto, di questo rapporto della quarta commissione consiliare relativo ai crimini ambientali commessi al ciclo dei rifiuti in Veneto. Di nuovo il problema è sempre lo stesso: mancano gli operatori che vigilino. Guardando soltanto ad ARPAV, l'agenzia regionale che si occupa di prevenzione e protezione ambientale, ebbene la carenza riscontrata è di circa 250 addetti e il personale in servizio ha un'età media piuttosto avanzata, quindi una condizione, secondo sempre la commissione consiliare, che può rivelarsi d'ostacolo alla prestazione dell'attività di controllo. Un report davvero allarmante. Vedremo se a questo seguiranno dei provvedimenti da parte del Consiglio regionale che l'ha prodotto. Un'assemblea, tra l'altro, in cui i rapporti di forza sono ben chiari, la maggioranza assoluta in mano a un solo partito, la Lega e la lista Zaia, la minoranza ridotta a soli 10 seggi su 51, ma appunto la presidenza della quarta commissione che ha prodotto questo report è l'unica tra le 6 commissioni consiliare appunto ad essere presieduta da un esponente della minoranza, e questo andava sottolineato. Mentre giriamo pagina, parliamo di cronaca giudiziaria. Confermati i reati e le sentenze quindi in appello. I casalesi ad Eraclea erano una associazione mafiosa, nel litorale veneto ha agito per anni un'associazione criminale di stampo camorristico, l'ha riconosciuto la prima sezione della Corte d'Appello di Venezia, con una sentenza che sostanzialmente ha convalidato il quadro accusatorio presentato dalla Procura di Venezia e soprattutto ha confermato il cuore della sentenza con le condanne in primo grado. Interessante da questo punto di vista. La troviamo sia sulla Nuova di Venezia che sul Gazzettino di oggi. In particolare il Gazzettino scrive: non solo la sentenza di appello certifica che il comune di Eraclea doveva essere sciolto per mafia, come tra l'altro aveva sostenuto in una relazione dettagliata e purtroppo rimasta inascoltata il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Sì, perché è bene ricordare che c'era stata la richiesta, la proposta di scioglimento per mafia del comune di Eraclea, alla quale poi il governo non aveva dato seguito. Sarebbe stato il primo comune del Veneto sciolto per mafia. In qualche modo, secondo il Gazzettino, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia certifica che sarebbe dovuto andare così, che il comune di Eraclea doveva proprio essere sciolto per mafia. Tra le condanne ribadite in appello c'è anche quella all'ex sindaco Graziano Teso, che viene condannato appunto a 3 anni e 40 giorni. Ma noi giriamo pagina, parliamo di infrastrutture a nord-est, parliamo della storia infinita del Mose. La fine dei lavori slitta ancora, dovrebbero concludersi a settembre 2023, chissà se sarà davvero così. È una storia infinita. I lavori sono iniziati nel 2003, si doveva finire inizialmente nel 2014, quindi più 9 anni attualmente, ma è solo una previsione per un'opera faraonica dai costi enormi, si parla di miliardi. L'ultimo stanziamento di fondi ovviamente nazionali è di 538 milioni, ma appunto parliamo soltanto dell'ultimo capitolo, del più recente. Nel frattempo il Consorzio Venezia Nuova, che ha in carico appunto la realizzazione
dell'opera sta vivendo diverse crisi, dovrebbe uscire dal concordato entro il 28 febbraio, ma insomma non si capisce, la situazione è veramente molto molto complicata, con scioperi da parte delle maestranze che denunciano ritardi nei pagamenti, c'è il problema appunto degli stipendi. Insomma, la situazione è complessa anche da un punto di vista finanziario. Pensate che dopo 3 anni di battaglie legali e uno stallo poi durato mesi, finalmente è stata sbloccata la gara per la manutenzione delle paratoie a 3 porti e finalmente in questi giorni il Consorzio Venezia Nuova l'ha definitivamente assegnata a Fincantieri, ma appunto dopo una tiritera durata anni. Nel frattempo va detto che il Mose è entrato almeno parzialmente in funzione da ottobre 2020 e già in una trentina di casi è stato sollevato in occasione dell'acqua alta. Gli impianti comunque sono incompleti e manca ancora un piano di manutenzione. Parlando sempre di infrastrutture di mobilità, in questo caso non tutti sanno forse che a Vicenza esiste una officina particolare. Si tratta di uno dei 9 stabilimenti strategici di Trenitalia nel nostro paese. È l'officina di manutenzione ciclica nella quale i Frecciarossa vengono parcheggiati, riparati quand'ora serva e controllati ciclicamente, riassemblati, spolverati, messi in circolazione. L'articolo è sul Corriere del Veneto di oggi, racconta come funziona questa officina dei supertreni, grande 145.000 metri quadri, si trova nella zona industriale ovest di Vicenza, sono 370 gli addetti, giovanissimi, l'età media è sotto i 37 anni, la più bassa in Italia in stabilimenti di questo genere, ed è frutto anche dei progetti criticatissimi in questi giorni dopo le notizie drammatiche che tutti abbiamo letto dell'alternanza scuola-lavoro, su cui si dovrebbe veramente aprire una riflessione e forse, come dicono molti e io sono d'accordo, arrivare a superare questo tipo di progetti una volta per tutte, perché non è possibile morire sul lavoro, ma ancora più inaccettabile è morire quando si dovrebbe essere a scuola. L'ultima notizia del giorno riguarda i bandi della rigenerazione urbana, sono bandi finanziati coi fondi del PNRR, rientrano quindi nel pacchetto di finanziamenti gestiti dal governo su fondi europei. Ebbene, tutti i progetti dei comuni del Veneto saranno finanziati. C'era stata una grandissima polemica perché il 93% dei comuni esclusi da questo primo bando erano comuni del nord, molti erano del Veneto, che aveva presentato 230 progetti ma solo 24 erano risultati vincitori. Ebbene, il governo ha deciso di tagliare la testa al toro, ha stanziato altri 905 milioni di euro a copertura appunto di questi progetti di rigenerazione urbana, e quindi tutti i comuni che hanno presentato un bando, che hanno partecipato al bando con progetti appunto risultati coerenti, verranno finanziati. Non solo i vincitori, ma insomma anche tutti gli altri che erano arrivati nei posti successivi della graduatoria. Tutte le forze politiche esultano, grandissimo lavoro e insomma bene così. Vedremo, e la speranza ovviamente è che questi fondi del Recovery Plan, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che nei prossimi anni, ma in pochissimo tempo, dovranno essere investiti, ebbene speriamo che vengano investiti con criterio e soprattutto con efficacia. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, un saluto da Jack Calcetto. Oggi è il 27 gennaio 2022, giornata della memoria. Noi torniamo a sentirci domani mattina per la consueta rassegna stampa. Buona giornata.